Mistero è l'impenetrabilità di un segreto, ma è anche il desiderio e la volontà di non andare oltre una certa soglia, quella tensione continua che ci spinge a varcarla e quella sana prudenza che ci tiene al di qua della soglia, perché ci sono dei misteri che è meglio restino tali e ce ne sono altri che non sono misteri, ma sono soltanto l'apparenza di un mistero, ed è su quello molto spesso che noi scrittori di cose criminali indaghiamo. Ci sono due momenti in cui io mi sono occupato direttamente e specificamente di Veneto e dei suoi misteri. Uno è stato nella mia passione risorgimentale. Tra le questioni centrali che agitavano i nostri patrioti, la più importante è stata per un lungo periodo di tempo la questione di Venezia, l'idea che Venezia fosse una città non italiana, cioè in mano agli austriaci, bombardata dai croati, cioè al di fuori dell'Italia, era un'idea che faceva letteralmente impazzire i patrioti italiani, in particolar modo Mazzini. Bene, lo studio della resistenza veneziana, poi delle lotte per conquistare Venezia, anche delle lotte cruente, persino terroristiche, per conquistare Venezia, è stato un percorso che mi ha accompagnato per lunghi anni. Un altro momento è stato quando, prima per ragioni professionali e poi per la mia passione investigativa sui misteri italiani, mi sono occupato del terrorismo nostro, quello contemporaneo, quello a partire da Piazza Fontana in avanti. Il Veneto, dopo essere diventata terra italiana per fortuna, è stata anche terra di frontiera, e lì si sono concentrate molte delle attività ancora più misteriose, più nascoste al tempo della guerra fredda. Quello è un terreno non ancora perfettamente investigato, perfettamente svelato, sul quale ci sono molte cose interessanti ancora da scoprire.